Oggi un interessante incontro con i rappresentanti di AIDO e ADAS per fornire le informazioni necessarie agli alunni per la donazione. Sì, oggi è un importante incontro con queste due associazioni. Il percorso fa parte di un progetto di educazione alla salute che ogni anno noi come Istituto Fermi proponiamo ai nostri ragazzi. Il progetto mira a sensibilizzare questi ragazzi sia dal punto di vista della formazione che dell'informazione su un appuntamento così importante qual è quello della donazione. I ragazzi devono responsabilizzarsi e capire che anche loro nel loro piccolo possono contribuire a salvare tante vite umane, e questo è l'obiettivo dell'Istituto Fermi. Ciò si inquadra anche in un discorso di Open Day tra le tante iniziative che la scuola organizza anche in vista del prossimo anno scolastico. Sì, esatto, questo è uno dei tanti progetti che l'Istituto porta avanti all'interno della propria offerta formativa. Come sappiamo, a breve ci saranno le iscrizioni dal giorno 8 di gennaio fino al 31 e la scuola si apre al territorio. Quindi faremo 2 giornate di Open Day, le ultime 2 domeniche di gennaio, dove i ragazzi potranno venire a conoscere l'offerta formativa del nostro istituto. Tra l'altro il nostro istituto è un istituto che è radicato sul territorio, è un istituto che evidentemente ha formato negli anni tantissimi professionisti, e quest'anno addirittura si aggiunge una chicca a questa nostra formazione, perché con un accordo che è stato siglato tra l'assessorato della Regione Sicilia e l'USR, anche noi come istituto possiamo rilasciare i famosi corsi OSSI, che sono dei corsi che sono spendibili immediatamente nel mondo del lavoro. Quindi i ragazzi e le ragazze che frequenteranno il corso dei servizi alla sanità al 5º anno potranno, oltre al diploma, poter spendere anche questo titolo. Parliamo di questa iniziativa che l'ADAS di Agrigento sta facendo oggi all'Istituto Fermi. Quali sono gli obiettivi di questa iniziativa? Gli obiettivi sono quelli di divulgare il dono del sangue, perché ancora ci sono molti muri da battere, e anche donare anche organi. Sono 2 iniziative che vanno a braccetto. Sono molto importanti perché noi ci rivolgiamo ai ragazzi maggiorenni, perché molti non sanno come viene fatta una donazione e che destino ha questo sangue. Quindi c'è una consapevolezza da parte dei giovani, lei ha riscontrato in questo breve lasso di tempo una consapevolezza, o c'è diciamo un po' ancora da lavorare tanto? Per alcuni sì, per altri c'è ancora molto da lavorare. Quindi la vostra azione è finalizzata? Sì, al dono del sangue, e anche di fare anche prevenzione, perché nel momento in cui parliamo di dono di sangue facciamo anche prevenzione, perché spieghiamo chi può donare il sangue, quali sono le patologie che non permettono di poter donare, quindi facciamo anche prevenzione nelle scuole. Ecco, lei è la mamma di Sofia Tedesco e ha dato la sua testimonianza, una testimonianza molto forte qui agli alunni dell'IPIA Fermi per donare gli organi. Allora, perché è importante donare gli organi? Allora, noi con la nostra associazione, il gruppo AIDO, intitolato a Sofia Tedesco e a Giuseppe Amico, andiamo ovunque, nelle scuole, nelle strade, non ci spaventa il caldo, il freddo, la pioggia, per portare un messaggio importantissimo che è quello della donazione di organi. Dietro una donazione si salvano moltissime persone. Noi battiamo su soprattutto un punto, quello dell'accertamento della morte cerebrale, perché il problema è questo: molte persone purtroppo, non sapendo quello che c'è dietro, hanno paura. Non dovete avere paura, perché noi purtroppo ci siamo passati personalmente. Se non c'è morte cerebrale accertata da un'equipe, in più anche dalle equipe che vengono a prelevare gli organi, non si fa il prelievo di organi. Noi non ci fermeremo, noi con la nostra famiglia, ma anche con il gruppo, finché avremo battito nel cuore e aria nei polmoni, noi andremo avanti contro purtroppo anche l'ignoranza della gente, ma noi siamo sempre pronti a dare tutte le spiegazioni, a rispondere a tutte le vostre domande. Però donare vita, donare amore, donare speranza. Dobbiamo solo pensare a una cosa: e se avessi io bisogno di un organo, cosa farei?